Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale per ricevere sempre notizie dal Napoli. Forza Napoli sempre! La Champions League è una gara di dettagli. Visto che la fame vi è mangiando, quest'anno il vostro obiettivo principale è fare una grande Champions League. Avete parlato con Conte di quanti acquisti saranno necessari? Ho detto che non avremmo parlato di calcio, ma vedo che è inutile cercare di mantenere un tono educato e rispettoso. Tuttavia, dopo 2 scudetti in 3 anni, è normale iniziare a pensare alla Champions League. Ma i pronostici non si possono fare, portano solo sfortuna. Stamattina, su un giornale, Il Mattino, NDR, si diceva che negli ultimi 10 anni solo noi e la Juventus siamo stati costantemente al vertice. Ma va anche detto che, a differenza nostra, loro non hanno sempre giocato con trasparenza. Il Napoli invece sì, abbiamo sempre fatto la cosa giusta ed è una scelta di vita. Quando avevo 19 anni, mio zio Dino mi suggerì di seguirlo negli Stati Uniti. Dissi che volevo divertirmi e provare a fare il suo stesso lavoro, il cinema. Negli Stati Uniti esiste il concetto di sogno americano, ma in Italia nulla è regalato. Nonostante questo, mi sono impegnato. Abbiamo fatto grandi cose nel cinema e credo anche nel calcio, anche se non è la mia prima scelta. Da bambino giocavo a basket. Non provenivo da quel mondo. Ma le mie origini torresi e irpine mi hanno dato una creatività naturale che si sposava bene con il cinema e il calcio. De Bruyne sarà l'operazione più importante che il Napoli farà mai. L'operazione De Bruyne è iniziata 3 mesi fa, ma non è la più importante che abbia mai fatto. Stiamo certamente parlando di un campione, lo sappiamo bene, anche se non è più così giovane. De Bruyne è una risorsa preziosa per una squadra che dovrà essere rafforzata, visto che abbiamo 4 competizioni da disputare: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League. Dovremo fare diversi acquisti. Ci piace lavorare con attenzione, senza lasciare nulla al caso. È il nostro stile. Nessuno si aspettava che Antonio Conte venisse confermato così in fretta. Quindi potete stare tranquilli, stiamo lavorando per fare le cose per bene. Ancora ADL. Vorrei avere i giocatori disponibili da subito, ma ci sono 2 ostacoli. Il primo è economico. Se vuoi firmare subito, devi essere disposto a spendere fino al 30% in più. Il secondo riguarda la concorrenza. Quando ci sono altri club interessati, il venditore si aspetta di capire le scelte dei giocatori per ottenere il massimo da loro. E non possiamo dimenticare un altro aspetto. Quest'anno ci sono 32 squadre impegnate nel mondiale per club. Siamo riusciti a individuare alcuni profili interessanti in questo torneo, ma sono giocatori che dovranno riposare prima di iniziare una nuova stagione, altrimenti rischiano di infortunarsi. Insomma, possiamo avere tanti desideri, ma non è sempre possibile esaudirli immediatamente. ADL continua. Mi chiamano visionario, ma spesso ho semplicemente previsto cosa sarebbe successo. Oggi ho detto: siamo come pugili frastornati che continuano a salire sul ring, senza rendersi conto che stiamo crollando. La squadra di calcio più ricca del mondo, la Premier League, NDR, perde 750 milioni di sterline, e cosa fai? Organizzi un mondiale per club, espandi la Champions League, aumenti il numero di partite. Nessuno pensa a ridurre il numero di squadre o a cambiare rotta. Continuiamo così, lasciando morti e feriti per strada, solo perché le istituzioni devono sopravvivere. Servono regole più chiare per gli agenti, con limiti precisi. E in Italia dobbiamo aumentare i contratti a 8 anni. So che il ministro dello sport sta lavorando a un decreto legge in tal senso. Anche il grande problema degli stadi rimane irrisolto e va affrontato seriamente se vogliamo un calcio sostenibile. A proposito dello stadio, quest'anno lo stadio Maradona è stato sempre pieno, anche grazie al lavoro di Tommaso Bianchini, che è riuscito a creare un legame forte con i tifosi, offrendo loro opportunità che prima non esistevano. Abbiamo raggiunto numeri record. Ma mi chiedo, quante persone sono riuscite effettivamente a vedere la partita? In Italia, molti stadi non sono progettati per offrire agli spettatori un'esperienza paragonabile a quella di altri paesi europei. È assurdo che lo stadio venga consegnato al Napoli solo il giorno della partita. Devo allestire e smantellare l'intera infrastruttura pubblicitaria ogni volta, con costi che superano le centinaia di migliaia di euro all'anno. Il PSG gioca in uno stadio che ha a sua disposizione 365 giorni all'anno,
Paga 1 milione di affitto, ma ne guadagna 125. Certo, la differenza è notevole. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un mi piace e iscriviti al canale. Forza Napoli!